Ci troviamo ad Arco Petrarca, azienda agricola Loreggian. È un'azienda partita da 3 generazioni ormai, a metà degli anni 50, e di anno in anno e di generazione in generazione sono stati fatti degli investimenti per migliorare l'azienda, l'attività e per essere più competitivi. Uno degli ultimi è stato quello della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, che per realizzarlo abbiamo usufruito dei fondi europei, quindi del PSR, che sono dei fondi che vengono dati alle aziende da parte della Regione. Il reimpianto è stato fatto 3 anni fa su una superficie di circa 1,5 ettari e il nuovo vigneto è stato piantato con una distanza di 80 cm da vigna a vigna, in modo tale c'è una maggiore densità per ettaro e quindi una migliore qualità dell'uva che si produce alla fine. È completamente meccanizzabile, a livello qualitativo è superiore rispetto al metodo tradizionale e in cantina poi si vedranno tutti i procedimenti che vengono facilitati grazie alla vendemmia meccanica. Grazie a questo nuovo tipo di impianti, dove si vendemmia meccanicamente, si riesce a vendemmiare un ettaro in sole 2 o 3 ore, quando a differenza nella vendemmia manuale, per vendemmiare la stessa superficie, occorrono dai 3 ai 5 giorni con una decina di persone. Questo sistema di impianto è comodissimo, permette di risparmiare moltissimo tempo e di facilitare le operazioni. E infatti abbiamo intenzione di usufruire nuovamente del contributo europeo e regionale per sostituire anche i vecchi vigneti, altri vecchi vigneti, con questo nuovo sistema di impianto. L'azienda è un'azienda a conduzione familiare, io sono la 3ª generazione che segue i processi di vinificazione e abbiamo 10 ettari che sono estesi nelle zone di Arco Petrarca e Monselice. È un territorio in cui il Consorzio Vinidoc e la Strada del Vino stanno facendo un'ottima azione di marketing e di promozione del territorio. Vediamo anche noi stessi in azienda un aumento dell'anoturismo, dell'interesse delle persone a conoscere non solo i vini, ma anche ciò che ci sta dietro alla bottiglia, a conoscere come si produce il vino, come degustarlo e come abbinarlo. Ed è per questo che vorremmo sfruttare con la prossima programmazione del PSR 2014-2020 il bando del primo insediamento, costruendo e ampliando una sala degustazione e una barricaia appunto per creare un percorso dedicato agli anoturisti. Se consideriamo che fino a una quindicina d'anni fa i colli come prodotti enologici erano abbastanza scadenti come qualità, hanno invece negli ultimi 15 anni fatto un salto di qualità incredibile grazie appunto a questi investimenti e soprattutto grazie anche a molti giovani che hanno saputo vedere un futuro nella propria azienda. Questi fondi sono, e sto parlando del PSR soprattutto, sono fondi che sono essenziali per la crescita di un'azienda.